Buonasera, buonasera, ben ritrovati telespettatori di Antenna 3, lunedì sera e quindi è tempo di Ring, la politica alle corde come ogni lunedì alle 21:15 per approfondire i temi politici della giornata. E che temi politici ci sono oggi? C'è molta carne al fuoco anche questa sera perché ovviamente parleremo del risultato che c'è stato in Friuli Venezia Giulia e la vittoria schiacciante del centrodestra e la vittoria soprattutto della Lega Nord di Massimiliano Fedriga, della sconfitta peraltro attesa del Partito Democratico. Era stata definita una mission impossible quello di Sergio Bolsonaro, il candidato del centro-sinistra, ma ha tenuto in qualche modo, almeno possiamo dire così, il PD rispetto alle previsioni e la debacle del Movimento 5 Stelle in Friuli Venezia Giulia. Ne parleremo ovviamente e da qui partiremo per parlare di quello che accade a Roma, perché se c'è una certezza in Friuli Venezia Giulia, cioè il centrodestra che ritorna a governare il Friuli Venezia Giulia, il nostro vicino di casa, con anche i riflessi che potrà avere per il Veneto. Oggi Zaia ha salutato la vittoria di Fedriga dicendo faremo grandi cose insieme, e ovviamente i riflessi di quello che accade a Roma. Da una parte la certezza del Friuli Venezia Giulia, dall'altra l'incertezza assoluta di Roma, perché come sappiamo oggi è stato il giorno in cui Luigi Di Maio, con un video anche molto forte, ha accusato sia la Lega che il Partito Democratico, o meglio Renzi, di non aver accolto quella che era la richiesta prima con la Lega e poi con il PD di riuscire a formare un governo, e le parole di Renzi di ieri a Che tempo che fa da Fabio Fazzi insomma hanno sconvolto lo stesso PD, e parleremo anche di questo, riportano lo spettro di elezioni anticipate, almeno quello che chiede Di Maio, anche se Salvini pare intenzionato insomma a chiedere di poter andare a governare. Tantissima carne al fuoco dunque. Allora, mentre vi ricordo 351 175 5340 per i vostri SMS, quindi scriveteci tutte le vostre opinioni, tutto quello che insomma pensate di quanto sta accadendo, di quanto accaduto. E fra poco ci collegheremo anche con la redazione di Tele4, i nostri colleghi di Trieste, che ovviamente della nostra consorella del gruppo Media Nord-Est, che stanno seguendo ovviamente da vicino quanto accaduto in Friuli Venezia Giulia, con una lunghissima maratona che è iniziata ieri sera, è proseguita oggi per tutto il giorno con il nostro Ferdinando Avarino. Prima però presento ovviamente gli ospiti, come ogni sera. Allora, i grandi vincitori di oggi è il centrodestra, e allora partiamo con la Lega e quindi con Gianantonio D'Arè. Buonasera Gianantonio D'Arè, primo ospite. Buonasera. Segretario nazionale Lega Nord, Liga Veneta. E ovviamente cosa cambia? Ovviamente ha avuto un 34%, ma dopo lo vediamo subito nelle tabelle, insomma una prova importante, un risultato importantissimo per la Lega. Come cambierà questo i rapporti con Forza Italia? Cambieranno o non cambieranno? Lo chiederemo a Marco Marin, l'onorevole Marco Marin, deputato di Forza Italia. Buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Che è il nostro secondo ospite. Poi c'è, come detto, il Partito Democratico, sconfitto da queste tornate elettorali del Friuli Venezia Giulia, e con un problema interno da risolvere dopo quanto ha detto Renzi ieri e quanto detto oggi dal segretario reggente Martina, perché sappiamo che giovedì c'è una direzione nazionale, ma a quanto pare scavalcata in qualche modo dalle parole di Di Maio oggi. Allora, per parlarne con noi l'onorevole Sara Moretto del Partito Democratico. Buonasera, lei è il terzo ospite di questa sera. Buonasera. E infine, Movimento 5 Stelle, da una parte il crollo in Friuli Venezia Giulia, dall'altra le dure parole di oggi di Di Maio, l'appello andare al Colle per chiedere di andare a votare subito. Ne parliamo con Simone Scarabella, Movimento 5 Stelle, consigliere regionale a Buonasera, buonasera. Palazzo Ferrofini. Buonasera, ecco questi i nostri ospiti. Allora, prima di tutto chiedo alla regia, chiedo a Tony Esposito e a chi lo affianca, Tony Polo e Renzo Sartori questa sera, che ringrazio anticipatamente, di vedere subito la schermata dei risultati in Friuli Venezia Giulia, così entriamo subito nel vivo della questione. Quindi la tabella che ci indica la vittoria del Massimiliano Fedriga, ecco qui.
Risultati finali con le elezioni regionali, con Massimiliano Fedriga 57,1%, Sergio Bolzonello e centrosinistra al 26,83%, Alessandro Fra Leoni Morgera 11,67% nel Movimento 5 Stelle e Sergio Cecotti del Patto per l'Autonomia al 4,4%. Questo la coalizione ovviamente. E vediamo ancora più interessante ovviamente il risultato delle liste questa tornata elettorale con il risultato della Lega Nord 35%, diciamo 34,94%, Forza Italia 12% e gli alleati 3,97% con Fratelli d'Italia 5,47%, poi c'erano ovviamente le liste che supportavano anche Massimiliano Fedriga, il centro-sinistra con un PD che raggiunge il 18,1% e il Movimento 5 Stelle al 7,06%, quindi il candidato che ha preso l'11% e una lista però che prende il 7% ed è un notevole passo indietro rispetto a quanto registrato alle politiche del 4 marzo. Cosa è accaduto? Faccio un primo giro di battute prima di collegarci con Trieste. Allora, Gian Antonio D'Arè, vi aspettavate un 57%? No, non era, il 57% non era certamente previsto, era previsto un sopra il 50% perché alcuni sondaggi davano sicuramente Massimiliano oltre il 50%, il 57% sicuramente è un qualcosa in più che è maturato nell'ultima settimana, probabilmente con i dibattiti, con i confronti pubblici e credo che questo 57% vada sia certamente al Movimento Lega Nord, ma credo vada soprattutto alla figura di Massimiliano Fedriga che essendo capogruppo, essendo segretario regionale, quindi una persona che sicuramente si è fatta conoscere e credo apprezzata anche per i suoi modi, per non è sicuramente, si propone bene, ha un'ottima dialettica, quindi una persona per bene che poi ha trovato il momento sicuramente favorevole e questo ha portato a questo risultato che è sicuramente un risultato eccezionale. La domanda che farò un po' a tutti. E complimenti. Giustamente. Una domanda che farò un po' a tutti. Quanto hanno pesato secondo lei le questioni romane anche in questo ovviamente? Beh, hanno pesato molto perché non c'è nessuno che non sappia che non abbiamo un governo, che non si riesce a trovare una forza che riesca a mettere assieme tutti quanti per creare un governo e quindi questo ha creato molto questa incertezza, ha sicuramente favorito in questo momento un Matteo Salvini rispetto magari a un Di Maio, però diciamo... Però le regionali sono una cosa diversa dalle politiche. C'è sempre uno stacco, dice lei? Sì, c'è sempre è un qualcosa molto più locale, certamente è politica, ma è molto si vota la persona fa molto spesso la differenza. Lo si vede anche nel Movimento 5 Stelle che il candidato ha preso l'11%, mentre proprio il simbolo ha preso il 7%, adesso lo chiediamo subito. Quella differenza è data proprio da qualcosa in più o qualcosa in meno che dà il candidato. Ecco, mentre subito da casa Mattarella non perdere tempo, rimandaci al voto, è quello che chiede Di Maio, ma in realtà probabilmente credo che quello che non voglia Salvini, ma lo chiediamo anche a Marco Marin, all'onorevole Marco Marin. 2 punti in più rispetto alle politiche, quindi Forza Italia ha guadagnato questi punti in più, vi aspettavate qualcosa di più? I sondaggi dicevano molto bene con la discesa in campo di Berlusconi negli ultimi giorni, il 12%, poi c'è la lista che fa riferimento a Tondo, che è un nostro parlamentare, che fa il 4%, quindi la somma dei voti è il 16%, così come in Molise le forze che fanno riferimento a Forza Italia sono andate intorno al 30%. Mi permette di dire prima di tutto i complimenti a Massimiliano Fedriga che conosco e che, come ricordava giustamente D'Arè, è una persona per bene, bravo, apprezzato, ha fatto un risultato credo superiore alla somma di tutte le liste, di tutte le liste, quindi complimenti a Fedriga. Poi una vittoria del centrodestra, unito, compatto, come si è presentato alle elezioni e come per anticipare la sua seconda domanda e parlando del messaggio del telespettatore, noi chiediamo al Presidente Mattarella di permetterci di provare a governare, di trovare i voti in Parlamento, di vedere se vorranno sostenere il cambiamento che è necessario i parlamentari, perché la nostra è una democrazia parlamentare.
il centrodestra è arrivato primo, è una coalizione che ha fatto il 37% dei voti e noi pensiamo di meritare di andare al governo del Paese. Partito Democratico, l'avevano chiamata la Mission Impossible di Bolsonaro, che giudizio dà del risultato? Sì. Ma sicuramente appunto l'impressione che non era una partita facile l'avevamo dall'inizio, il candidato Bolsonaro se l'è giocata penso bene con tutte le sue carte, è stata una partita dura, abbiamo ottenuto un risultato sul quale ha sicuramente inciso, lo dicevano anche chi è intervenuto prima di me, sul quale pesa il contesto nazionale, i risultati delle forze politiche a livello nazionale, quindi è ovvio che usciamo sconfitti da questa partita tenendo un risultato che ci pare insomma dignitoso e sul quale sappiamo che bisognerà lavorare e sul quale ha pesato il quadro nazionale. Solo quello, secondo lei? No, insomma sapevamo di partire in difficoltà dall'inizio, quindi una partita difficile da subito, con un giudizio insomma in alcuni luoghi duro su alcune scelte che sono state fatte in questi 5 anni di governo regionale, quindi insomma ce la siamo Quale giocata. scelta del governatore Serracchiani secondo lei magari impopolare può aver pesato? Ma io devo dire, abito anche a confine con il Friuli perché sono di Portogruaro e ho percepito a seconda dei territori diverse questioni sulle quali per esempio vicino a noi ha pesato alcune scelte sulla riforma della sanità che aveva a mio parere degli obiettivi assolutamente positivi ma che nella implementazione pratica ha creato qualche scontento, per esempio. Torneremo a parlarne fra pochissimo, appena ci collegheremo con Trieste. Simone Scarabella, rispetto a quanto visto al 4 marzo, i grandi sconfitti del Friuli Venezia Giulia siete voi, il Movimento 5 Stelle, con un risultato insomma, che impressiona rispetto a quanto si era visto al 4 marzo. Cosa è accaduto? Se siete fatti insomma, un quadro, un calcolo di quello che è accaduto? Ma calcoli non è che si possono fare a tavolino con la calcolatrice. Una cosa è certa, quando si tratta di votazioni politiche regionali, anche nei giorni in cui si è votato lo stesso giorno c'è sempre stato un risultato molto diverso. Basti pensare alla popolarità che ha acquisito Di Maio in questi 5 anni precedenti della passata legislatura con la popolarità che può aver raggiunto in pochissimi mesi il candidato governatore del Friuli, Alessandro Mongera Fraleoni. E non sono paragonabili, quindi anche questo comunque ha un risvolto consistente sui numeri. Io sono veramente convinto, se si fosse votato il 4 di marzo, magari sì, qualche voto in più si poteva ottenere, perché magari la risvolta della trattativa col PD può avere avuto un riflesso un po' di più qui al nord, però credo che insomma non avremmo avuto gli stessi numeri, ma lo abbiamo avuto, abbiamo le prove nelle votazioni passate, insomma, anche quando si è votato gli stessi giorni. Sono comunque 2 votazioni diverse, una ha un risvolto più locale, l'altra è Ma lei più... crede, e l'ho chiesto insomma anche agli altri, che quanto questo quasi 2 mesi anzi più di 2 mesi di incertezza di governo, tira e molla, possano aver influito anche sul voto in Friuli Venezia Giulia? Qualche scontento magari dei 5 Stelle che ha deciso di votare da qualche altra parte? Non so se votare da qualche altra parte o non andare a votare, perché comunque parliamo di un'affluenza che non è certo alta. Io penso sì che possa aver avuto un risvolto, tutto può avere un risvolto quando si parla di votazioni politiche. Certo che noi ce l'abbiamo messa tutta, come poi diremo più tardi, a cercare di formare un governo, ma per responsabilità, per rispetto della Costituzione. Queste sono le regole della democrazia con cui ci dobbiamo confrontare, nessuno ha i numeri per andare al governo da soli e il Presidente della Repubblica, almeno finora, ha visto nel Movimento 5 Stelle, diciamo, l'ago della bilancia. Quindi abbiamo provato con molta onestà, prima col centrodestra, ma in specifico con la figura di Matteo Salvini, perché ritengo che un accordo è già difficile raggiungerlo tra 2 persone. Se in questo accordo cominciano ad entrare tutte le varie componenti della coalizione, si finiva per non fare nessun accordo. E dall'altra parte c'era un partito che secondo me lo si sapeva bene anche dall'inizio, ha forti divisioni interne e secondo me non c'erano i presupposti per riuscire ad arrivare a un accordo, però
per responsabilità abbiamo voluto comunque provarci per dare la prova che ce l'abbiamo messa Ne tutta. parleremo fra pochissimo. Io intanto nel monitor chiedo alla regia, ho visto, eccolo là, lo vedo, adesso lo vedo, il nostro Umberto Bosazzi di Tele4, il nostro collega della nostra consorella di Media Nord-Est Tele4. Allora Umberto, in collegamento a Trieste con uno splendido scenario dietro di te, voi state seguendo ovviamente le elezioni in Friuli da ieri sera con la lunga maratona di Ferdinando Averino. Dopo ti chiederò se è ancora presente o se ha collassato o se ha superato il record di Mentana della maratona, ma questo te lo chiedo dopo. Allora, prima di tutto il dato che emerge, prima di tutto è stata un'affluenza bassissima, 49%, spiegata come, sì, Umberto? È un'affluenza, ma è un'affluenza molto bassa che è voglio dire, per una regione come il Friuli Venezia Giulia, che è una regione che insomma di solito è, come dire, si muove come un soldatino per queste cose, è abbastanza preoccupante. Molti imputano l'affluenza bassa appunto al fatto che si è votato in una domenica fra due festività, in una domenica fondamentalmente di ponte, oltretutto aggravata anche dalla bellissima giornata di ieri, soprattutto per quanto riguarda Trieste. Trieste che risulta dei quattro capoluoghi della regione quello dove fra l'altro si è votato di meno, ma questa è una caratteristica abbastanza tipica di Trieste da qualche anno a questa parte. Comunque il fatto che abbia votato poco meno della metà degli abitanti del Friuli Venezia Giulia è un dato assolutamente preoccupante, ecco, insomma. Ecco, sul risultato, ti volevo chiedere, diciamo sul risultato, così, sì, allora dimmi. 35% Lega, se non sbaglio, parliamo delle liste, vero? Adesso magari facciamo anche rivedere le tabelle che abbiamo qui. Sì. 35% della Lega, sì. Ecco, questo è quello del Partito Presidente. Democratico al Dopo 18, vediamo anche Forza Italia al 12. Esatto. Rispetto alle elezioni politiche, lo stacco della Lega è impressionante, sono 9 punti percentuali se non sbaglio. Lo stacco della Lega è assolutamente impressionante, era previsto, devo dire la verità che era previsto. 3-4 settimane fa circolava un sondaggio che fondamentalmente aveva detto queste cose per quanto riguarda soprattutto i rapporti interni fra Lega e Forza Italia, anzi Forza Italia era data ancora più sotto a quello che ha registrato. Quello che sorprende però fondamentalmente, diciamo così, con la stessa virulenza del risultato della Lega è la debacle del Movimento 5 Stelle e quest'oggi durante le nostre dirette ci si è interrogati e molto si è ascoltato anche il pubblico, i nostri telespettatori tramite le telefonate o tramite gli sms chiedo scusa, per capire le ragioni soprattutto della debacle del Movimento 5 Stelle rispetto a quello che avete detto voi prima. A Trieste quantomeno prevale l'idea che il Movimento 5 Stelle abbia perso nel momento in cui Di Maio ha accennato alla possibilità di una trattativa con il PD. Quindi quello è lo scarto che sembra emergere, insomma, da chi vi ha chiamato. Sì, gli scontenti che o non sono andati a votare. La ragione... Sì. Probabilmente non hanno votato, ecco, probabilmente, o hanno votato altro, però è difficile francamente capire dove, forse sulla Lega probabilmente. Però la Lega partiva già con una buona possibilità di farcela, anche perché sentivo prima uno degli ospiti che diceva non dobbiamo dimenticare la figura, la personalità di Massimiliano Fedriga, che da noi a Trieste si dice sempre, quando la Lega a Trieste contava poco o nulla, Fedriga l'ha presa in mano e davvero, noi diciamo, andava ad aprire, a chiudere la sede di Via Machiavelli, ma è vero, c'era soltanto lui e quindi gli viene riconosciuta questa fedeltà e adesso questa fedeltà è stata ulteriormente premiata dopo le elezioni in Parlamento e dopo
il suo periodo di capogruppo a Montecitorio. Ecco, insomma. Ecco, ha avuto anche un buon risultato, un ottimo risultato la Forza Italia, che ha guadagnato punti, e poi ricordava giustamente l'onorevole Marin, c'era anche la lista, insomma, di Renzo Tondo, quindi possiamo inglobarla volendo all'interno di quell'area. Sì, sulla lista di Renzo Tondo, io ripeto, parlo anche avendo ascoltato i commenti questo pomeriggio durante le nostre dirette. In realtà molti dicono che è una lista che ha già detto quello che doveva dire. Invece in Friuli Venezia Giulia si è affacciato all'interno della coalizione di centrodestra una nuova forza politica che si chiama Progetto FVG per una regione speciale Fedriga Presidente. Questa lista ha ottenuto a livello regionale il 6,29% ed ha sopravanzato di mezzo punto, anzi di più di mezzo punto, ha sopravanzato Fratelli d'Italia. Quindi per cui, insomma, è un'affermazione. Eccola qua, vediamo, lo stiamo vedendo adesso, sì. Progetto FVG, sì. 6,3. Ed è un'affermazione, insomma, di cui tener conto, anche e soprattutto a Trieste, perché detta adesso in termini, se vogliamo, facendo il conto della serva, ha impedito al segretario regionale di Fratelli d'Italia, che è un triestino che ha ottenuto un risultato notevole per quanto riguarda le preferenze, ma di fatto l'affermazione di quest'altra lista gli impedisce di conquistare un seggio in Consiglio regionale. Ultima cosa che ti chiedo, il Partito Democratico era previsto, sì, insomma, che non ce la facesse, però ha ottenuto comunque un risultato che regge rispetto alle previsioni? Il Partito Democratico regge. Sì, no, il Partito Democratico rispetto alle previsioni, diciamo che può tirare un sospiro di sollievo grande come una casa per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia. E anche là molti sostengono che si tratti fondamentalmente di un effetto anche Bolsonello. Bolsonello, nonostante sia stato il vice della Serracchiani, e molti pensavano che questo potesse danneggiarlo, fondamentalmente insomma se l'è cavata più che bene. Insomma, a Retto si diceva, sempre questo pomeriggio, a me secca un po' ripetermi, ma il Partito Democratico fino ad ora aveva perso tutto quello che poteva perdere in Friuli Venezia Giulia, Trieste, Monfalcone e tutte queste cose qua. La caduta con queste elezioni si è arrestata, quindi Bolsonello può essere fondamentalmente contento. Non risolve minimamente i problemi, per dire la verità, però insomma appunto si sta invertendo una tendenza. Non è poi un caso che il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti nell'intera regione Friuli Venezia Giulia sia l'ex senatore del Partito Democratico triestino Francesco Russo, che però, diciamo così, è un po' borderline nei confronti della, come si potrebbe dire, della dirigenza del Partito Democratico, per cui anche questo è un dato doppiamente interessante insomma, da valutare nei prossimi giorni. Io ti ringrazio, Umberto, grazie di questa disamina molto... Sì, certamente, i prossimi giorni... I prossimi giorni si valuterà tutto con... certo, a mente fredda. Allora io ringrazio Umberto Bosazzi, la redazione di Tele4, salutami Ferdinando, grazie ovviamente, voi. Che sta continuando la sua maratona. Se è ancora vivo, sì. Se è ancora vivo, se no mandate in una barella con dei sali. Ti ringrazio, grazie al lavoro di Tele4, grazie a voi, buon proseguimento. Grazie. Allora, vorrei, prima di sentire i nostri ospiti, allora facciamo sentire, visto che abbiamo parlato del trionfatore, un brevissimo pezzettino del discorso che ha fatto in Consiglio regionale quando era chiaro che aveva vinto, insomma, Massimiliano Federica. Sentiamo cosa ha detto. Ringrazio tutti i cittadini di questa regione per il risultato che è sopra qualsiasi aspettativa. Questo ci porta ovviamente l'onore di poter rappresentare al meglio questa terra, dall'altra parte l'onere di aver dato grande speranza e quindi di dover garantire quel cambiamento che evidentemente è emerso da questa tornata elettorale. Il centrodestra risulta
forza incredibile, con un consenso che nemmeno i migliori sondaggi potevano considerare. La Lega ha avuto il più grande risultato della storia di questa regione e di questo anche da segretario del movimento non posso che rallegrarmene e ribadire evidentemente che quell'esigenza di cambiamento emersa il 4 marzo è stata rafforzata da questa tornata elettorale del Friuli Venezia Giulia. Mi auguro che questa scelta portata avanti dai cittadini possa essere utile anche a livello nazionale a favorire quel cambiamento che evidentemente era emerso il 4 marzo ma è stato ribadito con ancora più forza in questa tornata elettorale. E qui insomma Federica ci dà anche un po' il là poi per parlare di quanto accade a Roma, ma torniamo un attimo un secondo al Friuli. Allora Federica l'ha visto, insomma è davvero così, è l'uomo che apriva e chiudeva la sede, insomma Sì, ha riportato in alto. A un certo punto noi abbiamo avuto dei grossi problemi in Friuli perché... Qual è stato il momento più critico per la Lega in Friuli? È stato un momento difficilissimo, noi avevamo il sindaco di Udine che poi è stato mandato via, quindi abbiamo avuto veramente dei momenti difficilissimi, tant'è vero che è stato commissariato poi il Friuli. Nel congresso ha vinto Massimiliano, e Massimiliano però era quello che a Trieste effettivamente apriva e chiudeva la sede, era lui, gli altri 2 o 3 rimasti a tenere in alto la bandiera. Oggi è un giorno straordinario per lui, ma va a coronamento di un impegno, di una passione che ha avuto e un credo che oggi lo porta a essere il governatore del Friuli e assieme a un Luca Zaia, assieme a un Fontana in Lombardia fa io chiamo quel Lombardo-Veneto che serve anche per avere più forza. Peraltro, per quell'autonomia che già il Friuli è già una regione autonoma, però insomma è giusto che la responsabilità di spesa, di entrata e di uscita su ogni regione. Credo che questo sia anche il modo per cambiare anche la gestione dell'intera Italia. Peraltro Zaia oggi si è congratulato con Federica, ha detto faremo grandi cose assieme e una settimana fa o 2 settimane fa c'era stato il famoso incontro, il patto dei governatori con un Federica che era un governatore insomma in scia, in pectore, e c'era Toti ovviamente, quindi c'è questo blocco di centrodestra che ormai cinge il nord. Certo, aspettando le elezioni in Piemonte il centrodestra vincerà, faccio una previsione, facilmente anche in Piemonte credo io, ma detto questo e per quello che riguarda, giustamente veniva ricordato, per il Friuli è una regione a statuto speciale, Lombardia e Veneto hanno fatto referendum sull'autonomia, i veneti tra le altre cose hanno ottenuto per loro stessi un risultato eccezionale quel giorno, perché è stato un risultato eccezionale. Credo che i parlamentari veneti di tutti gli schieramenti affronteranno questo argomento. Veniva ricordata prima l'autonomia, per noi è una priorità del nuovo governo l'autonomia del Veneto, così come Giovanni Toti, il presidente Toti, ha detto che la richiederà anche per la Liguria. In Veneto siamo andati avanti, noi rincorriamo l'autonomia da più di 10 anni perché a noi veneti, indipendentemente dall'appartenenza, dico non era mai stata data. Finalmente questa volta l'abbiamo avuta, il Presidente Zaia ha avuto l'intelligenza e la forza politica anche di non colorarla, dopodiché i veneti hanno visto chi l'ha sostenuta questa autonomia e chi ci crede, ma noi chiamiamo anche i parlamentari veneti tutti a far vedere chi ci crede e chi non ci crede in questa cosa, perché sarà, ripeto, una nostra priorità. Voi non credevate all'autonomia? Siamo il governo che l'ha concessa, quindi direi di sì, no? Dopo 10 anni, anzi 17 anni di tentativi falliti, non è andata così. E il governo di centrosinistra che ha ufficialmente aperto il tavolo per le trattative, quindi io ho partecipato a diversi incontri, sono la narrazione di tentativi, ma noi abbiamo provato, abbiamo insistito, la legge costituzionale con la quale si è introdotta la possibilità di chiedere l'autonomia l'ha fatta nel 2001 il centrosinistra, e dopo 17 anni è un governo di centrosinistra che ha aperto il tavolo di trattativa con il Veneto. Per cui insomma su questo penso che lezioni non ne possiamo ricevere da nessuno. Se mi permette solo di ricordare, come ha detto giustamente Zaia, come ha detto tutti i veneti, questo tavolo è stato aperto la settimana del referendum, casualmente con il presidente solo della regione Emilia-Romagna. No, perché giustamente... Però una puntualizzazione bisogna farla. Questo ha creato delle grosse tensioni all'interno del PD, perché c'è stata un'ala del PD certo, ma io ci arrivo, ma rispetto al governo è stata fatta qualche giorno prima del voto del referendum in Veneto e in Lombardia, tanto più che il presidente della regione Lombardia come il presidente della regione Veneto hanno detto no, noi andiamo a chiederlo ai nostri cittadini, e i veneti hanno risposto in massa.
È anche vero che mentre il centrodestra era schierato fortemente per l'autonomia, nel Partito Democratico anche in Veneto c'erano posizioni diverse, come anche nel Movimento 5 Stelle c'era giustamente la loro posizione. Noi rivendichiamo di aver voluto sempre quel referendum, il risultato elettorale adesso credo che debba essere stata una vittoria dei veneti e deve diventare una battaglia di tutti. Noi comunque la porteremo avanti fino in fondo. Di fronte ai risultati, andare a fare ma è arrivato tardi, ma qualcuno non era d'accordo, mi pare sinceramente qualcosa di abbastanza simpatico. Il risultato è un fatto oggettivo che di fronte a tutti non ci interessa farne una battaglia di colore, come si è detto, però un risultato fatto e penso che ce ne possiamo assolutamente intestare gran parte, visto che è stato questo governo insomma a concederla per primo. Merito del PD non è così. Fatto sta che finché non c'è un governo non c'è neanche l'autonomia. Quando Bersani è partito con la richiesta dell'autonomia, che ha dovuto tra l'altro fare un referendum costituzionale e quindi la Corte Costituzionale ha dato l'ok, poi c'è stata la rincorsa, poi per amor di Dio io sono contento che anche il PD voglia l'autonomia. Io voglio che tutte le regioni vogliano l'autonomia, perché così vuol dire capacità di entrata, di spesa. L'abbiamo scritto noi nella Costituzione, quindi siamo d'accordo, sì, cioè, sono i fatti che contano. La volontà di fare un referendum, che tra l'altro è costituzionale, quindi con il quorum e quindi con i voti che sappiamo benissimo degli italiani all'estero, che sono tantissimi, che sono iscritti all'AIRE, che sono di fatto iscritti al comune, che però non votano, sono tantissimi. Se pensiamo poi al Bellunese, è qualcosa di straordinario. Beh, questa legge andrebbe cambiata perché possono votare solo le politiche gli italiani all'estero, Sì, quindi o gli si fa votare tutto, se no... Allora, vi fermo un attimo, c'è la pubblicità, se no mi scannano. Vedo tanti sms interessanti e li recuperiamo fra pochissimo. Pubblicità, poi torniamo subito in studio. Rieccoci, siamo a Ring, la politica alle corde, stiamo parlando del quanto accaduto in Friuli Venezia Giulia e ci stiamo lentamente spostando verso Roma, quindi da Trieste verso Roma, da Trieste in giù, così citiamo anche. Allora, ho visto degli sms prima significativi, uno riguardava il 5 Stelle con Di Maio si è incastrato da solo, adesso chiederemo conto anche a Simone Scarabelli, un altro è io voto Lega, sono leghista ma se non ricordo male c'era scritto se non si stanno ancora con Berlusconi si fanno del male da soli, insomma c'è una parte dell'elettorato che resta della posizione che dovrebbero sganciarsi. Allora partiamo con Scarabella, adesso sentiremo Di Maio cosa ha detto oggi che è insomma il tema del giorno a livello nazionale. Si è incastrato da solo Di Maio, è vero? Come ha detto il telespettatore? Ho detto un po' anche prima, cioè questa legge elettorale a cui noi non abbiamo assolutamente partecipato non ha consentito a nessuno di avere i numeri per andare al voto e questo credo che fosse l'obiettivo principale di questa legge elettorale. Non avendo i numeri per andare al voto, però essendo noi una forza che da sola, senza coalizioni, ha raggiunto un terzo dei votanti, Mattarella ha capito, credo giustamente, che noi eravamo l'ago della bilancia, un ago, direi forse anche la bilancia più che l'ago, e quindi prima ha fatto l'esplorazione che tutti abbiamo visto, però nei 2 mandati esplorativi che ha dato la Casellati e a Fico, l'unica costante che rimaneva eravamo noi. E credo che questo un perché ci sia. Però insomma. Un certo elettorato innegabilmente non vi perdona di aver chiesto, di aver tentato di fare qualcosa col PD, questo è innegabile. Noi l'abbiamo detto fin da subito, se non avremo i numeri noi
dovremo trovare non si parla di alleanze, ma si parla di un accordo politico basato su dei temi e si dovranno appunto cercare i numeri in Parlamento. Quindi secondo noi era quasi logico che un Salvini vincente potesse arrivare appunto a fare un accordo di governo con un Berlusconi che tutti lo sappiamo lo avrebbe tradito il giorno stesso se avesse avuto i numeri per fare un governo col PD, ma lo sanno per primo lo stesso Salvini. Non si capisce perché Salvini non abbia voluto fare questo passo, di conseguenza l'altra forza che numericamente poteva fare un governo, siamo noi, è il Partito Democratico. Anche quella ipotesi è stata percorsa, abbiamo visto ieri sera come è questo andata però, a finire. anche questo apre un discorso. Mi scusi però, sentiamo Di Maio. per precisare questa certo, cosa, per certo. cortesia. Il Rosatellum presuppone che ci si presenta con le coalizioni. La capacità di stare insieme è una forza, non è una debolezza. Quindi non si è mai pensato di fare qualcosa di diverso, tanto più che un terzo dei parlamentari vengono eletti in Veneto piuttosto che in Emilia-Romagna e in Toscana con i voti di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Quindi sono candidati e sono parlamentari eletti dalla coalizione oggi. E noi per l'Italia. E noi per l'Italia, è la quarta gamba, certo. E noi siamo una coalizione di centrodestra. Il 37% degli italiani sceglie quella coalizione, la stessa coalizione che ha scelto Zaia in Veneto, oggi Fedriga in Friuli, Toti in Liguria e Fontana e prima Maroni in Lombardia. Senza dimenticare Molise. Allora, con il Molise di una settimana fa, lei ha perfettamente ragione, la ringrazio come lo ricorda. Quindi la questione non è dividere quello che gli italiani hanno unito, votando la coalizione di centrodestra. Noi siamo la prima coalizione, avevamo una competizione interna dicendo che il Premier l'avrebbe espresso il partito che perdeva più voti. Matteo Salvini ha preso più voti, la Lega Nord la Lega ha preso più voti di tutti e Matteo Salvini è il nostro candidato Premier di Lega Nord, Forza Italia, Quarta Gamba e Fratelli d'Italia. E io mi auguro che Mattarella ci darà la possibilità di dimostrare che con Matteo Salvini Premier e un governo di centrodestra si riesce a fare una maggioranza parlamentare. Voleva aggiungere qualcosa? Sì. Perché adesso sentiamo Di Maio, se no sentiamo Di Maio così commentiamo Di Maio. Bene. Allora, Luigi Di Maio che ieri, dopo, e sentiremo anche quello che ha detto Renzi, dopo le parole di Renzi, insomma, dice: seguitemi su diretta Facebook oggi perché ho da dirvi qualcosa. Un video su Facebook e va giù molto molto pesante. Sentiamo cosa ha detto. Questa è una legge elettorale assurda, voluta dal PD e dal centrodestra, che permette anche a forze che perdono le elezioni, come Forza Italia, di rivendicare una pseudo vittoria in nome di una coalizione di comodo. In ogni caso, come avevo detto e ripetuto più volte in campagna elettorale, visto che abbiamo ottenuto un risultato straordinario, ma non abbiamo ottenuto la maggioranza assoluta dei seggi, ci siamo rivolti alle forze politiche per far partire un governo di cambiamento sulla base di un contratto che comprendesse i temi prioritari per gli italiani. Non ho mai pensato che sarebbe stato facile, ma non avrei mai immaginato che sarebbe stato impossibile. È vergognosa la maniera in cui tutti i partiti stanno pensando ognuno al proprio orticello e ai propri interessi di parte. Non sono venuti neanche al tavolo per confrontarsi sui temi, hanno pensato solo alle loro poltrone. Da una parte abbiamo avuto Salvini, che ha preferito gli interessi di un condannato incandidabile a quelli degli italiani. Io gli ho parlato in maniera sincera, a cuore aperto, gli ho detto: sediamoci e troviamo una quadra, mettiamo nel contratto tutti i punti in comune nel nostro programma e facciamo partire un governo che possa cambiare il paese. Niente. Lui ha scelto Berlusconi, uno che ha fatto la legge Fornero, che ha creato Equitalia e che ha bloccato per 20 anni il paese per i suoi interessi personali. È una cosa che per me è incomprensibile. Mantenere una coalizione divisa su tutto, che è palesemente stata costruita per arraffare posti in Parlamento piuttosto che fare qualcosa di buono per l'Italia. Inoltre tutti sanno che se Berlusconi avesse avuto i voti sufficienti per fare una maggioranza con Renzi, avrebbe mollato Salvini la notte tra il 4 e il 5 marzo, altro che dopo 50 giorni. Dall'altra parte avevamo il PD, un partito che ha preso una clamorosa batosta alle elezioni, precipitando al suo minimo storico, al di sotto del 19%, e che qualcosa sembrava stesse iniziando a capirlo e infatti aveva messo da parte Renzi, relegandolo a senatore semplice come lui stesso si era definito. Ma ieri sera lo abbiamo visto addirittura riproporre una riforma costituzionale, dopo che gli italiani gliene hanno già bocciata una un anno fa.
Un contratto di governo con il PD era l'ultima cosa che avremmo voluto fare, ma questa legge scritta da loro ci imponeva di trovare una soluzione per gli italiani e avevamo deciso di seguire un metodo: le cose buone che erano contenute nei programmi elettorali. Sapevamo bene che il PD nel suo programma scrive delle cose e poi ne fa altre, ed è per questo che io volevo vincolare il PD al programma che ha raccontato agli elettori, facendogli firmare un bel contratto davanti a tutti gli italiani. Sfido chiunque di voi a dirmi che i punti che avevo individuato non erano sacrosanti. Lo sono e come, e se si realizzassero già solo quelli, l'Italia sarebbe completamente diversa. In queste settimane alcuni ci hanno criticato per aver provato a firmare un contratto di governo o con gli uni o con gli altri. Io questa azione la rivendico. Il Movimento 5 Stelle è post-ideologico. Per me le idee non sono né di destra né di sinistra, o sono buone o sono cattive. E abbiamo dimostrato, concentrando il dibattito sui temi e non sulle maledette poltrone, che avevamo tutte le intenzioni di portare a casa i risultati. A questo punto per me non c'è altra soluzione. Bisogna tornare al voto il prima possibile, poi ovviamente deciderà il presidente Mattarella. E tutti parlano di inserire un ballottaggio nella legge elettorale, ma il ballottaggio sono le prossime elezioni. Quindi io oggi dico a Salvini: andiamo insieme a chiedere di andare a votare e facciamo finalmente questo secondo turno a giugno. Visto che i partiti hanno paura del cambiamento, allora facciamo scegliere ai cittadini tra rivoluzione e restaurazione. Allora ne ha avuto per tutti, la Lega, Forza Italia e PD. Allora, non per se stesso, però non per se stesso, perché adesso Di Maio non è mica il professore di tutto, voglio dire, se no parliamo di Fico, certo. Cioè di cosa vogliamo parlare? Di stare cauti in democrazia. Dai, cominciamo da lei, poi andiamo tutti e tre. Primo, non ha vinto le elezioni. 2, il pallino lo ha in mano il Presidente della Repubblica. Ha dato l'incarico prima alla Presidente del Senato, poi al Presidente della Camera. Adesso dovrebbe dare l'incarico a la coalizione che ha vinto queste elezioni. E quindi dovrebbe essere Matteo Salvini. Ma così questo monologo in cui cioè lui non so se è il Duce o se è il Papa, non ho ancora capito. Magari se lo rivedo magari qualche 2 o 3 volte riesco a localizzarlo meglio. Ma il suo programma elettorale non è il programma elettorale del centrodestra. Allora lui stravolge completamente il programma elettorale che ha scritto, che ha sottoscritto e ha presentato agli italiani, per cui ha preso i voti, perché noi non siamo per il reddito di cittadinanza. Nessuno nel centrodestra lo vuole. Allora, ci sono punti magari sulla legge Fornero e poi dire noi questo sistema elettorale non l'abbiamo votato, ma con il 25% che hanno in Parlamento, perché non l'avete votato? Perché non avete introdotto le preferenze? Siete stati il partito che è partito per le preferenze, non le avete introdotte, perché andava bene anche a Grillo, andava bene anche a Grillo. Fare la lista di chi va a Roma e chi sta a casa. Questo avete fatto. Questo non me li allora, no, ve lo ricordo io, perché le preferenze piacevano anche a me. Allora, si poteva fare benissimo e voi lo potevate fare, perché avevate la forza per poterlo fare con il Parlamento. Allora, l'uninominale benissimo stabilito dai partiti, ma poi sotto, nel proporzionale, si poteva fare con le preferenze. Si dava la possibilità all'elettore di scegliere qualcuno. E non è stato fatto. Ma allora dire... Noi non abbiamo fatto questa legge elettorale perché non siete, ma scusi, ma cosa fate? Ma andate nelle commissioni o non ci andate? Perché sulle commissioni che si fanno le cose, che si mettono in piedi le leggi. Permette di commentare poi Di Maio? Perché poi dire noi non l'abbiamo votata troppo comodo, no, a maggior ragione. Non ha fatto niente. Beh, la colpa ancora più grave. Anche perché qual era la Facciamo proposta? rispondere un attimo a Scarabel, poi facciamo Marin e poi così chiudiamo il cerchio. Scarabel, su quello che ha detto adesso Dare. A parte che io non abito in Parlamento, quindi... neanche io, No, però noi ci siamo sempre battuti fin da quando siamo nati per introdurre le preferenze sul voto alle politiche, che c'è da qualsiasi parte alle politiche, non è dato. Noi compensiamo la mancanza delle preferenze della legge con le nostre selezioni interne, che per carità saranno ampiamente criticate, però l'ordine nelle nostre schede non è stato deciso Di Maio 480 click, cioè in tutto il mondo 480 click. 480 click e Salvini chi lo ha scelto? No, Salvini l'abbiamo scelto noi.
La base era scelta con un congresso, anzi con 2 congressi. Voi avete fatto il congresso? No. Abbiamo i nostri Avete fatto il congresso? Abbiamo i nostri metodi, abbiamo le nostre votazioni online. Avete mica il congresso voi. Cioè, a me pare che questo discorso... Avete una democrazia, fai da te voi. Non voglio entrare sulle parlamentari, non entriamo nelle parlamentari, stendiamo noi abbiamo i nostri problemi e stiamo sul nostro. Allora, ricordo una cosa, questa legge elettorale che abbiamo votato anche noi di centrodestra, ma non era la nostra prima scelta, il Partito Democratico e gli alleati, adesso mi sfugge l'NCD e alleati, diciamo, i partiti che lo sostenevano, avevano la maggioranza per approvarla questa legge elettorale. Noi abbiamo pensato come centrodestra di dare un contributo, abbiamo fatto emendamenti, io vi vorrei ricordare le migliaia di emendamenti di Roberto Calderoli con l'appoggio di Forza Italia in aula, no? Gli sono stati ritirati perché abbiamo cercato di migliorarla naturalmente. Quando non si scrivono le regole del gioco, lo dico il Movimento 5 Stelle, è sempre sbagliato. Quando si ritira sull'Aventino, uno dice no, io non partecipo a scrivere le regole del gioco, quando ti si dice partecipa o si pongono veti sulle persone e sulle forze politiche è sempre sbagliato, non funziona così. Il ragionamento di Di Maio, oggi Di Maio, ieri sera Renzi ha fatto crollare anche il secondo forno di Di Maio, evidentemente il pane non gli viene tanto bene, prima è stato Matteo Salvini con grande lealtà nei confronti del centrodestra e grande coerenza, perché ricordava da Re che noi abbiamo un programma elettorale che hanno firmato i leader del centrodestra, 10 punti firmati da tutti e 3 i leader. Allora quando uno si presenta agli italiani dice questo è quello che voglio fare, su questo ragiono. Se tu mi dici no, non farlo, cambia molto, no? Cambia la situazione. Quindi prima Salvini con grande lealtà nei confronti del centrodestra e devo dire Berlusconi e la Meloni con grande lealtà quando vanno dal presidente Mattarella in 3 e parla Salvini, naturalmente, quindi nella lealtà, nella coerenza della coalizione di centrodestra. E ieri Matteo Renzi nel PD, non voglio entrare nei problemi interni al PD, ma è evidente che quando Matteo Renzi in una democrazia parlamentare dice che ha 52 senatori il PD, che per fare la maggioranza con i 5 Stelle ne servono almeno 48 e lui non ne conosce neanche uno che voterebbe il governo dei 5 Stelle, è chiaro che anche quel forno si chiude. Ma la verità qual è? Che Di Maio prima rispetto al centrodestra voleva spaccarci e poneva veti, poi adesso rispetto al PD, ma col centro-sinistra non ha nulla da spartire, quindi non voglio entrare. Ma il problema era il suo posto, altro che i posti dei partiti. Di Maio è venuto, invece andare dal centrodestra e dire tu hai il 37%, io ho il 32%, ma se Salvini fa il premier ti do un appoggio esterno, ci sono delle cose che posso condividere nel mio programma, facendo salvo che noi l'assistenzialismo cronico, faceva bene da Re ricordarlo del reddito di cittadinanza, no. Mai, bisogna avere un lavoro, bisogna dare un lavoro alle famiglie. Adesso ci arrivo. Siccome lei fa il consigliere regionale, io ho fatto per esempio l'assessore sociale, no? Allora, reddito, il minimo vitale, tutte queste forme di reddito in tutti i comuni governati da centrodestra, che sia Lega o Forza Italia, o governati anche dal PD, esistono già, con una differenza. Che per esempio in Veneto nella gran parte dei comuni si dice, dove governiamo noi ti diamo l'assistenza per 3 mesi, per 6 mesi, ti diamo il minimo vitale per un periodo di 6 mesi, ti iscriviamo alle liste di collocamento permesso, anche 1.000 euro, ti iscriviamo alle liste di collocamento, se non c'è il posto nelle liste di collocamento, per esempio c'è il volontariato cattolico, in Veneto fortissimo, ti mandiamo a lavorare in parrocchia, ci rivolgiamo al centro di ti paghiamo l'affitto, ti paghiamo. Quello ancora di più, fa bene ricordarlo, poi ci sono gli interventi economici finalizzati nei comuni, governati da noi, cioè paghiamo l'affitto, paghiamo il riscaldamento alla famiglia, al genitore che perde il lavoro, certo bisogna portare le carte di questo, perché è ben diverso dire, no, tu prendi 800 euro il papà, magari 800 euro anche la mamma, non lavorate ne sulle 2.600 euro al mese, ditelo alle famiglie, a un terzo delle famiglie che lavorano, sono sotto la soglia di povertà, come ci dice l'Istat, che guadagnano 700, vanno a spaccarsi la schiena 10-12 ore al giorno per 700 euro al mese. Non si esce così, non si dà dignità alle persone dandogli l'assistenzialismo cronico. Alle persone bisogna dare l'assistenza quando sei in difficoltà, con questi interventi di cui parlavamo, e portarli autonomia, perché non è un caso che avete vinto tutti i collegi del Sud. Di poco, perché mentre al nord il centrodestra ha vinto con distacchi netti,
dove abbiamo vinto in Toscana e in Emilia, abbiamo vinto con distacchi rispetto al PD, dove ha vinto il PD, ha vinto il PD, in tutto il sud, i collegi che avete fatto al sud, che li avete vinti di pochissimo rispetto a noi, 0,8, 1,2, cioè un risultato elettorale che è stato in bilico fino all'ultimo, tutta la notte, no, rispetto ai nostri candidati di centrodestra. Avete vinto perché purtroppo, e lo dico con dispiacere, siccome questo paese va a 2 velocità, anzi a 3 vorrei dire, e quindi al sud ci sono più difficoltà, c'è una disoccupazione giovanile al 40%, se tu prometti l'assegno fisso 800 euro, ma queste povere, lo dico con massimo rispetto, queste persone che non hanno lavoro, ma hanno scelto il 5 Stelle per questo, e su questo continuate a insistere, su questo Di Maio vuole fare il Premier, perché quando parla di posti, ricordiamoci che il posto principale è il suo quando più gli capita questa occasione. Lui vuole fare Presidente del Consiglio. Noi riteniamo invece di aver vinto le elezioni noi, chiediamo al Presidente Mattarella di dare l'incarico a Salvini e di farci avere la maggioranza parlamentare. Scarabella, di fondo però Di Maio chiedeva solo un riconoscere che loro programmaticamente non riconoscono Berlusconi, quindi si chiedeva di fare un passo indietro. Era un passo indietro impossibile evidentemente, però questo era il punto chiave. Noi siamo nati nel momento in cui al governo c'era Berlusconi, quindi noi... sarebbe stato ancora peggio, voglio dire, nascono grazie a Berlusconi, siamo nati per contrastare in tutti i modi Silvio Berlusconi e continueremo finché lui politicamente avrà un ruolo in questo paese. Può essere che sarebbe stato ancora peggio, tradire ancora peggio che fare un governo con un centro. Semplicemente neanche pensabile, cioè per Luigi Di Maio neanche pensabile una cosa del genere, cioè il solo pensiero di stringere la mano a quell'uomo per siglare qualsiasi cosa non era neanche nell'ordine delle idee, ma semplicemente una cosa che semplicissima, banale. Tutti diciamo che la giustizia dovrebbe funzionare meglio, il centrodestra si riempie la bocca con la sicurezza. Ecco, uno dei motivi per cui non funziona la sicurezza è perché la giustizia fa veramente pena, ha dei numeri veramente che non è degna di un paese civile come dovrebbe essere l'Italia. Come si fa a fare una riforma della giustizia con Silvio Berlusconi? Uno che si è fatto fare 60 leggi ad persona e ha rallentato veramente per 20 anni questo paese per i suoi interessi. Io ci entro volentieri, preferirei parlare di politica, ma ci entro volentieri, mi permette di rispondere naturalmente. No, dopo la chiamata credo che sia interessata. Allora, guardi, se volessi scendere sullo stesso livello, direi che sul reddito di cittadinanza, e certo, finché Fico, come dicono le Iene, eventualmente, se fosse vero quel servizio, paga la collaboratrice in nero e non paga i contributi, si fa fatica a pensare che troveremo lavoro. O addirittura parlano di uno straniero non regolarizzato in Italia che lavorava per lui fino a quando... Naturalmente è un servizio che ho visto in televisione dalle Iene, quindi se fosse questo, se vogliamo cominciare su questo livello, vogliamo parlare della rimborsopoli, io sono pronto. Per quanto riguarda il pluricondannato, come hai detto, non funziona così. Silvio Berlusconi ha subito decine di processi. Voglio ricordare che è stato condannato una volta. Grazie un attimo, però fammi parlare, dopo ti ascolto, ti voglio raccontarle com'è perché forse non lo sa. È stato condannato per evasione fiscale una volta sola. Berlusconi in quei 3 anni che gli hanno contestato ha dichiarato 1.600 milioni di euro. È un imprenditore di un certo livello, non so se vi sfugge, siete entrati in politica per abbattere un imprenditore che dà decine di migliaia di posti di lavoro alle famiglie, quelle che lavorano non prendono reddito di cittadinanza. Quell'anno quei 3 anni ha dichiarato 1.600 milioni circa, avrebbe evaso in 3 anni 8 milioni di euro. Ora, ed è stato condannato per questo. Ora, pensare che non sia una giustizia ad orologeria, francamente viene molto difficile, ma lascio che agli italiani, dopo uno pensa, io do un consiglio, penso a quello che dico e consiglio a tutti di pensare, lo dico con simpatia anche, ci penserei perché poi, ci pensi, ecco, tanto per chiarire, 1.600 milioni di tasse pagati, avrebbe evaso 8 milioni in 3 anni. Adesso sinceramente pensate al buon senso prima di dire queste cose. Usciamo un attimo dal personaggio Berlusconi per parlare di Renzi. Per molti forse non si esce tanto, però insomma vabbè, chi ha coniato i termini Renzusconi, insomma, e sono i 5 Stelle probabilmente. Però Renzi, Di Maio risponde in questo messaggio soprattutto a Renzi. Il problema è che in questo suo messaggio sembra voler quasi scavalcare quello che è l'appuntamento di giovedì, la direzione nazionale, che in teoria, stando al segretario reggente
del Partito Democratico Martina doveva in qualche modo dare il via, un eventuale via, sentendo ovviamente tutti gli iscritti, tutti i presenti, a una collaborazione. Dichiarazioni di oggi di Maurizio Martina, abbastanza pesanti. Per il rispetto che ho della comunità del Partito Democratico, dice, porterò il mio punto di vista alla direzione nazionale di giovedì, che evidentemente ha già un ordine del giorno rispetto alle ragioni della sua convocazione, un altro ordine del giorno rispetto alle ragioni della convocazione, quindi ha già ammesso implicitamente che non si parlerà d'altro. Servirà una discussione franca e senza equivoci, perché è impossibile guidare un partito in queste condizioni, dice Martina. E per quanto mi riguarda la collegialità è sempre un valore, non un problema. Ritengo ciò che è accaduto in queste ore grave nel metodo e nel merito, così un partito rischia solo l'estinzione. Questo lo dice il segretario reggente del Partito Democratico a 3 giorni dalla direzione nazionale. La pubblicità e poi Sara Moretto. Spero. Allora rieccoci, siamo tornati a Ring, abbiamo visto Renzi, abbiamo visto le reazioni di Martina. Onorevole Sara Moretto, cosa accade dentro il PD e cosa accadrà il giovedì a questo punto? Io, se mi permette, partirei dal messaggio di oggi di Di Maio, sì, perché sinceramente mi è sembrato il messaggio di chi ha la necessità di giustificare la propria inconcludenza. Si diceva prima appunto che il Movimento 5 Stelle è stato il fulcro di queste consultazioni e, se ce n'era ancora bisogno, oggi Di Maio ha confermato la loro totale inconcludenza, l'incapacità di gestire dei rapporti e di tessere delle relazioni politiche serie con coloro che sono stati anche avversari ma con i quali dici di voler governare. Il 5 marzo il Movimento 5 Stelle ha detto che aveva vinto, che voleva governare il Paese. Dopo 2 mesi, oggi ci testimonia, non ce n'era bisogno, ripeto, che non sono in grado di farlo. La bozza di programma di accordo di programma che hanno presentato è una presa in giro, perché è uguale per il centro-sinistra e per il centro-destra, sono dei punti fumosi e generici. Mi stupisce anche che insomma ci siano voluti un po' di incarichi per fare un documento del genere. Ieri sera Matteo Renzi ha detto ciò che pensa la maggior parte degli elettori del Partito Democratico e credo che avesse il diritto di farlo. In questi giorni quasi tutti, insomma, gli esponenti del Partito Democratico sono intervenuti prima della direzione dicendo ciò che pensano. Ieri sera l'ha fatto anche lui e penso che giovedì ci sarà una discussione franca nella quale evidentemente ci saranno posizioni diverse, ma dalla quale sapremo sicuramente tirare le fila. Noi fino ad oggi abbiamo tenuto una posizione unitaria, condivisa, che era quella appunto di dire che, essendo arrivati ultimi, anche se secondo partito, avremmo atteso. Esatto. Quello che vorrei sottolineare, che continuo anche nei dibattiti con le persone che incontro, voglio dire, è che in questi 2 mesi, lo diceva anche prima Marin, non si è capito quali siano i punti programmatici che hanno impedito al Movimento 5 Stelle di chiudere un accordo con Salvini. Non si è capito quali siano i punti programmatici che creano le distanze con gli altri partiti, perché di fatto finora il Movimento 5 Stelle ha parlato solo ed esclusivamente di posti. Si accusa gli altri partiti di fare il proprio interesse. Dire oggi che si richiamano gli italiani al voto con la stessa legge elettorale, mi dica se non è strategia o convenienza che qualcuno pensa di avere in termini di partito. Io personalmente sì, mi metto, ma ho parlato con i cittadini in questi giorni e si sentono un po' presi in giro, ma come? Abbiamo votato 2 mesi fa e dovremmo tornare a farlo con la stessa legge e fra poco, perché qualcuno non è in grado di parlare con le altre forze politiche in termini rispettosi. Questa è la sintesi della situazione attuale. Il Partito Democratico giovedì discuterà su posizioni diverse e sceglierà qual è la strada da percorrere. Io personalmente, come ho sempre detto, non ero contraria a sedermi ad un tavolo, ad ascoltare almeno, finalmente dopo 2 mesi,
quali siano le proposte vere del Movimento 5 Stelle per un governo. In streaming? Va bene, ha fatto la battuta ieri Renzi. Però come commenta quello che ha detto Martina oggi? È così difficile guidare un partito? Perché, come dire, Di Maio in qualche modo ha delegittimato Martina dicendo vabbè, quello che dice Renzi è la realtà. Martina, che sembrava un po' più aperto eventualmente a almeno, non magari a fare il governo, ma a iniziare a discutere qualcosa, viene seppellito da Renzi. Però è segretario reggente Martina. Ma c'è qualcosa che non va in questo? Martina in queste settimane ha assistito, come dicevo, alle dichiarazioni di molti altri esponenti del Partito Democratico. Però sembrano pesare di più quelle di Renzi. Ma scusi, è inevitabile che colui che è stato segretario fino all'altro giorno, tra l'altro avendo Martina come braccio destro, che quindi ne ha condivise i successi e gli insuccessi totalmente, penso che insomma le dichiarazioni di Maurizio siano legate anche ad una situazione di oggettiva difficoltà che sta vivendo, ma che non vadano assolutamente drammatizzate. Simone Scarabella, diceva Di Maio votare a giugno, ma con questa legge elettorale conviene votare a giugno? Dice Di Maio almeno. Tutti parlano di questo ipotetico ballottaggio. Se andassimo a votare a giugno sarebbe in teoria un ballottaggio, perché gli elettori dovrebbero, si pensa... È superficialità. Ma non si rischia... la legge è la stessa del 4 marzo. Ma non si rischia... È superficialità, è la stessa legge del 4 marzo, non è un ballottaggio. Guardi che le faccio presente che Salvini lo diceva qualche giorno fa di tornare a votare. Ma non diceva che è un ballottaggio, diceva raggiungeremo... Dopo aver fatto l'incontro a porta chiusa ad Arco, le fatalità è andato al guinzaglio, Salvini abbiamo visto io se fossi stato Salvini mi sarei girato a dargli un calcio. Ma è superficialità, la legge elettorale non è il doppio turno, non è il secondo turno questo, è la stessa legge elettorale del 4 marzo uguale. Sì, ma gli italiani non sono stupidi. Per fortuna l'hanno dimostrato in Molise, in Friuli, dove si dà il premio di maggioranza. Punto. Bisogna cambiare che c'era nell'Italicum, ma non c'è nel Rosatellum. Ma i cittadini che venissero chiamati oggi a rivotare dopo 2 mesi, io non sarei così certa che ci vadano prima di tutto volentieri e secondo che premino qualcuno dà per scontato di essere premiato. Ma quello nessuno può avere. Ci sono stati chiamati là di quello. Il tema è che quando sono le elezioni non si può pensare, non so come Di Maio poteva pensare che il Presidente Mattarella accettasse che la coalizione che ha vinto andava all'opposizione e il governo lo facevano i secondi e i terzi. Francamente a me sembra molto difficile, voglio dire. Non è possibile che si possa governare, anche perché i programmi elettorali delle 3 forze più principali, ovvero il PD, i 5 Stelle e il centrodestra, sono completamente diversi. Forse se andiamo a guardare nel dettaglio i programmi elettorali si assomigliano di più tra i 5 Stelle e il PD che non con il centrodestra. Ma ci sono state delle analisi anche Sole 24 Ore. Il professore ha detto questo, il professore che Di Maio ha incaricato ha detto questo. Abbiamo visto cosa ha prodotto. Ma un elenco di buoni assonanze col PD che con noi. Però non ci possono essere, come dire, no, noi non facciamo nessun accordo se c'è Berlusconi. C'è un accordo, c'è una coalizione del centrodestra in cui lascia stare Berlusconi, ma Forza Italia sarà rappresentata, visto che non era neanche nella competizione elettorale perché impossibilitato. Quindi c'erano altre persone che rappresentavano comunque Forza Italia. La Casellati l'hanno votata, per esempio, no? Al Senato. E quindi se la Casellati l'avete votata è dello stesso partito di Berlusconi, di Forza Italia. Però l'accordo andava fatto tra lasciamo stare. Salvini è o non è leader del centrodestra, quindi un accordo con Salvini si poteva fare, poi era un problema del centrodestra vedere appoggi esterni o altre alchimie. Adesso finito il ciclo di Di Maio, ci sarà magari un incarico ufficiale da parte del Capo dello Stato a Salvini. Allora io vorrei capire innanzitutto su cosa voi volete fare un accordo. Perché non abbiamo capito cosa avete proposto nella consultazione, cosa avete proposto alle forze politiche? Un'alleanza su che? Salvini non ha voluto sedersi con Di Maio, hanno fatto tante telefonate, ma no, Salvini ha detto vengo, rappresento il centrodestra, è una cosa diversa. Se tu decidi che non ho il 37% dei voti, tu hai deciso che Salvini ha detto a Di Maio da solo. No, rappresenta il 17%, e non è vero, rappresenta il 37%, e non si fanno così le trattative.
Se ha preso il 37% dei voti questa coalizione, abbiamo detto che ci rappresenta Salvini, Salvini rappresenta il 37% dei voti. Peraltro abbiamo dei parlamentari eletti, scusi, negli uninominali, dove c'erano i 4 partiti, hanno preso i voti di tutti, io sto eletto nel proporzionale, alcuni leghisti sono eletti nel proporzionale ovviamente, ma abbiamo un terzo dei parlamentari eletti nell'uninominale. Prima sono 28. Prima dell'abbraccio di Trieste, che ha sancito definitivamente, insomma, se ce ne fossero stati i dubbi che il centrodestra era compatto, i rapporti Salvini e Berlusconi sono andati un po' su e giù però in queste settimane, diciamo. Ci sono stati un po' di alti e bassi, diciamo così. E quindi questo aveva fatto pensare anche qualcuno, se fa un bel risultato forte anche in Friuli Venezia Giulia, si può giocare una golden card Salvini, magari sgancia Berlusconi. Vediamo cosa ha detto. Allora, l'abbiamo evocato, facciamo vedere, dura poco. Abbiamo intervistato il nostro Ferdinando Varino a Trieste, in questi giorni ha intervistato proprio Silvio Berlusconi, che è venuto ovviamente in Friuli Venezia Giulia per sostenere Federica e il coalizione del centrodestra, esatto, e gli ha fatto una domanda sul voto. Questa è ovviamente una intervista fatta venerdì, quindi prima del voto, ma sentite cosa diceva sul voto del Friuli Venezia Giulia e anche sul voto del 4 marzo. Un risultato di voto che può dare o meno alla Lega un distacco maggiore del distacco nazionale di cui la Lega può psicologicamente avvalersi per trattare le cose all'interno del centrodestra. E quindi abbiamo tutti quanti noi del centrodestra, abbiamo pensato di venire qui, ci siamo divisi le zone per non sovrapporci, vogliamo ottenere una bella vittoria di cui siamo certi e io spero, per quanto riguarda Forza Italia, che possa avere un risultato migliore di quello che ha ottenuto alle elezioni nazionali. Dove mette quell'asticella allora? No, non c'è una posizione in cui la metto. Io sono stato molto deluso dal risultato del voto del 4 di marzo. Pensavo veramente a qualcosa di molto più sostenuto, addirittura ben oltre il 20%. Poi successivamente abbiamo cercato con coloro che fanno le indagini demoscopiche di sapere come mai Forza Italia aveva solo avuto il 14,5% e ci hanno detto diverse motivazioni che probabilmente sono valide per capire quel risultato. La prima motivazione è certamente quella che io non ero candidato e quindi molti si sono domandati alla fine, soprattutto quando noi abbiamo chiarito questo fatto della mia non candidatura, presentando il pur prestigioso Presidente dell'Assemblea europea, Antonio Tajani. La seconda cosa è il fatto che io avevo venduto il Milan e questo, soprattutto con la gestione successiva, ha portato molta delusione negli 8 milioni di tifosi rossoneri. E lei sa che poi le persone non distinguono tra politica e passione sportiva, eccetera. Quindi ci sembra che anche lì addirittura ci hanno detto che va verso un numero decisamente molto alto, verso i 2 milioni i tifosi in meno che hanno votato per Forza Italia. E poi infine ci sono tutte le calunnie, le menzogne, le cattiverie che mi sono state buttate addosso in quest'anno. Allora, questo ha detto Berlusconi al nostro Ferdinando Varino, non ha detto solo questo, ovviamente è un piccolo estratto della lunga intervista che ha fatto a Tele4. Marin, 2 milioni di voti per il Milan, è credibile? Beh, come sappiamo, come tutti sanno... Io sono milanista. Anch'io. Credo che non l'abbiate mai votato. Smentito sul campo, 3-1. Ah, beh, Scarabel milanista è fantastico. Anche tu. Beh, lo era però, anche... stando seri, evidentemente nelle indagini demoscopiche che fa il Presidente Berlusconi gli sono usciti questi dati, però vorrei stare serio sul politico, no? Ho ascoltato parole di grande equilibrio, rispetto, siccome lei ha introdotto il servizio dicendo che ci sono state delle divisioni, io mi trovavo una televisione concorrente la sera in cui alla mattina sono partiti i titoli Berlusconi dice facciamo il governo col PD, avevo in fianco un parlamentare della Lega, abbiamo sentito le parole di Berlusconi che invece dice, e giustamente Salvini aveva era il giorno reagito, in cui diceva... Sì, diceva, no, noi col PD no, e Berlusconi aveva detto testualmente, vogliamo l'incarico per il centrodestra,
per Salvini Premier e andiamo a chiedere quei 51 parlamentari che mancano in Parlamento possono venire dal gruppo misto, dal Partito Democratico, speriamo di trovare 51 parlamentari. Era una cosa, difatti è stata una bolla di sapone che è finita nell'arco di una giornata. Avevo un parlamentare dico di Darè, perché della Lega Nord in fianco, che diceva queste parole sono parole assolutamente condivisibili, cerchiamo i voti in Parlamento con Salvini Premier. Allora sono divisioni strumentali, quello che conta sono i fatti. I fatti sono che Salvini non ha aperto a Di Maio, ha aperto a Di Maio ma dicendo rappresenta tutto il centrodestra. Questa è la realtà, che Berlusconi dice Salvini è il nostro candidato Premier, che la Meloni dice andiamo in Parlamento a cercare i voti di un governo di centrodestra, e questa è la realtà dei fatti. Se non sarà possibile fare questo, bisogna riscrivere la legge elettorale e le regole. Servirà evidentemente, quello che io non auspico, servirà del tempo, perché ho visto tecnici fare dei danni precedentemente, no? Al governo del paese, servirà del tempo e poi si tornerà a dare la parola agli italiani. Però, non abbiamo mica paura al centrodestra di dare la parola agli italiani, che sia chiaro, è Di Maio che è arrivato oggi su questa posizione. Però ecco, nella prima parte di quell'intervento lui parlava proprio del voto in Friuli, dice noi siamo venuti qua anche perché dobbiamo fare un bel risultato, perché se no Salvini... Ma Salvini invitava a votare Lega o Nord, in questo caso, o Forza Italia? Lega Nord. Ma Berlusconi può invitare a votare Lega Nord o Forza Italia, ma la Meloni chiede di votare Fratelli d'Italia. Ognuno va a fare la campagna per proprio. Noi sappiamo che siamo... Guardi, io ho fatto scherma, ho avuto la fortuna di vincere medaglie individuali a squadre. Fai la tua gara individuale e poi fa parte di una squadra. Io ho vinto la medaglia d'oro con la squadra italiana, quindi con i miei 4 compagni di squadra. E c'è la rivalità. Che erano i miei... Non erano nemici, non erano avversari, erano compagni di squadra, corravamo tutti per vincere individualmente, ma alla fine abbiamo vinto la medaglia d'oro con l'Italia, naturalmente, con la nazionale italiana. E così funziona una squadra. Avevamo un'alleanza competitiva, perché se la Lega avesse preso il 25% e noi il 24%, io sarei felice lo stesso, e noi il 25% e loro il 24%, da lei sarebbe felice. Noi i nostri avversari sono il PD, il centro-sinistra e il Movimento 5 Stelle, non sono al nostro interno. Ma quindi Salvini, Darè, l'ho chiamata Salvini, senza... Attenzione. Ho fatto un sorrisone di fatto. senza Berlusconi però allora quindi vuol dire che la Lega non riesce a farcela? Allora, l'operazione che Berlusconi è fondamentale? L'operazione che sta facendo Di Maio non è un'operazione, è un'operazione a medio-lungo termine, no? Che è quella di cercare di dividere il centrodestra, cioè spaccare la Lega, togliere la Lega da Forza Italia o comunque da Fratelli d'Italia. Perché? Perché siccome abbiamo capito che se non sarà fra 6 mesi ma sarà fra un anno si ritorna a votare, è chiaro che con un centrodestra non unito le possibilità di andare al governo magari anche da soli ci sono. Ma noi facciamo parte di questa coalizione ormai da più di una legislatura, con alti e bassi, con problemi che noi abbiamo avuto. Anche locali? Anche locali, ma io dico, quando Berlusconi dice che nell'analisi politica dei sondaggisti dicono sono mancato io, è vero, perché noi l'abbiamo provato quando Bossi ha avuto la malattia. Abbiamo fatto una campagna elettorale senza il leader. Siamo sprofondati. Non si può fare una campagna senza comunque un leader che rappresenti. Anzi, lo ringrazio di quello che dice. Solo lui poteva reggere, solo quella personalità lì poteva reggere. Forza Italia è chiaramente l'immagine di Forza Italia è Berlusconi. Al di là che quel simbolo e quell'elettorato condivide è diciamo complementare a quello della Lega. Sono 2 elettorati di centrodestra ma diversi. Noi non prendiamo i voti che prende Forza Italia su certe posizioni, come loro non li prendono da noi. Però... E quindi dire faccio la coalizione, cioè si può fare una coalizione, probabilmente ci sarà la possibilità di fare una coalizione o cercare di tentare di fare una coalizione per poter andare a governare, comunque bisognerà fare qualcosa per cambiare questa legge elettorale. E qua c'è bisogno di tutti. Sì, però sulla perché questione del leader... in questo momento nessuno è in grado di governare. Per programmi sicuramente no. No, sulla legge elettorale però facciamo 2 o 3 cose che emergono sempre. Questa legge elettorale ha ricevuto il voto di tutte le forze politiche tranne il Movimento 5 Stelle, il quale ha cambiato più o meno 4-5 volte, ma per loro è normale, posizione sulla legge elettorale. E l'ultima presentata, diciamo, come una mozione in aula era un sistema totalmente proporzionale. Quindi
mettiamoci anche nell'ordine delle idee che probabilmente in una situazione come questa la legge elettorale che ne uscirebbe sarebbe comunque una legge elettorale di impianto proporzionale, quindi la situazione nella quale ci troviamo non è colpa della legge elettorale, è lo specchio di un elettorato che in questo momento è diviso su sostanzialmente tre schieramenti, tre blocchi. Quindi sfatiamo anche questa cosa, insomma, per cui sembra che sia la legge elettorale che ha voluto il PD. Anche il PD ne voleva un'altra, aveva presentato un sistema, insomma, il Mattarellum, quindi tutti abbiamo fatto un passo in parte a lato, diciamo, per approvare questa legge elettorale. C'è qualcuno che ne sta sempre fuori per poter dire quella roba lì non è mia, però ci andava molto vicino. C'è da dire che voi avevate, insomma, la maggioranza in quel momento in Parlamento, però insomma, si è cercato, ma voi l'assumete la vostra responsabilità, certo, no? Immagino come noi ci assumiamo le nostre. È troppo facile stare sempre fuori e dire è sbagliato tutto, è sbagliato tutto, è sbagliato tutto, o si fa come dico io, porto via il pallone. È infantile. Come commento le parole di Berlusconi, ma se adesso Forza Italia non ha il leader Berlusconi, cioè è anche la forza di un partito riuscire a rinnovare la sua classe dirigente. Lo decideremo quando vogliamo noi, no? Sì, ho capito, però Berlusconi di anno in anno fa sempre più fatica a sostenere le campagne elettorali, anche questa ultima ha avuto degli acciacchi, è evidente, ha più di 80 anni. Noi decideremo quello che vogliamo fare a casa nostra, ma le pare che questa sia politica? Che non ha potuto candidarsi, non è un acciacco. No, vabbè, ma a parte quello, cioè, ci hanno provato più volte all'interno a dare un altro leader a Forza Italia, non ci per il sono momento non ci siamo scelti Berlusconi per la verità. Avvisate Salvini che non ha il 50+1 dei voti, dice il telespettatore. Allora, perché adesso vediamo proprio a questo, manca pochissimo. Allora, in tutto questo, Salvini, la risposta, diciamo, se di risposta si può dire, a Di Maio, all'appello, diciamo, che ha fatto Di Maio, che ha detto andiamo insieme al Colle e chiediamo di votare a giugno, è stata questo post su Facebook in cui ovviamente celebra, lo vediamo, la vittoria in Friuli Venezia Giulia con un bel 2 di picche sulla spiaggia e dice andiamo a governare. Poi l'ha ripetuto su un, ecco qua, su un tweet con Twitter. Quindi andiamo a governare. Cosa accade adesso? Vi chiedo, è l'ultimo giro di domande. Gli scenari sono due. Salvini che dice, chiede a Mattarella, dammi l'incarico e vediamo cosa riusciamo a fare, oppure un governo del Presidente per fare una legge elettorale. Di Maio dovrà andare da Mattarella, fa una relazione, certo, vabbè. e poi Fico. Poi penso che Mattarella dia l'incarico a chi in maniera anche l'ipotesi sono due, non del 50+1%, ma voi siete sicuri che possa essere così o potrebbe esserci una seconda via? Adesso non sono... Il famoso governo del Presidente per fare una legge elettorale in qualche mese, arrivare a votare... Oppure il Presidente prende atto, potrebbe essere anche questo, però credo che prima, conoscendo anche Mattarella, le strade le tendi un po' tutte. Secondo lei? Esiste, no, guardi, mi trovo assolutamente d'accordo, esiste l'incarico esplorativo, anche l'ha avuto Bersani, certo. No? Vi ricordate lo streaming con il Movimento 5 certo. Stelle, no? Quindi potrebbe essere dato, e noi lo auspichiamo, un incarico pieno o esplorativo a Salvini, ma per fare questo naturalmente Mattarella, e mi pare di capire che tutti si fidano dell'equilibrio di Mattarella, noi sicuramente ci fidiamo dell'equilibrio di Mattarella, forse riterrà opportuno fare un altro giro, lui stesso, di consultazioni, di centrodestra presumo che si presenterà unito, credo che finito questo giro di consultazioni la via politica non può non passare da chi ha vinto le elezioni, quindi sarà un incarico pieno o sarà un incarico esplorativo per Matteo Salvini, io credo che si passerà da questo. Non andando in porto questo tentativo, una volta che Fico, il Presidente della Camera Fico non gli ha portato molto bene fare il Presidente della Camera sia dai rimborsi di taxi sia dai problemi che ha adesso con la presunta colf, poi vedremo cosa succederà di questo, dovrà relazionare oggi, presumo che relazionerà dopo la direzione del PD, ma mi pare che le parole di Renzi siano chiare, che non esiste quella possibilità di governo. A quel punto si riparte come è giusto che sia. Ringraziamo anche il Presidente Mattarella di come ha incaricato prima la Casellati e poi Fico per provare un sistema istituzionale, sono passati purtroppo 50 giorni, ormai 55, potrebbe andare verso un governo del Presidente,
ma non un governo politico. Per fare cosa? Rischiamo una legge elettorale, le regole tutti insieme, insomma. Ma io mi auguro che arrivino in carico a Matteo Salvini, se lo chiede a me. Scarabella, voi spiegate invece che ci sia un ritorno veloce alle urne? In questo momento non ci sono le condizioni per formare un governo, mi sembra. Mattarella è una sua prerogativa, farà i suoi calcoli, farà le sue strategie, farà quello che vuole, è il Presidente della Repubblica e lo rispettiamo. Fatto sta che i nostri voti non ci saranno se non c'è sul piatto il nostro programma, punto. Onorevole Moretto. Cosa accadrà appunto lo sa, lo vedrà il Presidente. Io le dico che cosa non ci auguriamo. Un voto a breve, non certo perché poi nasce questa sfida, chi ha paura, chi non ha paura, non è questione di paure ma insomma, di rispetto degli elettori che si sono appena espressi. Non ci auguriamo assolutamente un governo tecnico che non ha, diciamo, ha risollevato le sorti del Paese dopo l'ultimo governo di centrodestra che ci aveva portato sull'orlo del baratro. Quindi quello che spiegate voi è il governo del Presidente per fare una legge elettorale? Se chi dice di aver vinto... Oppure di fare governare chi ha governato. Se chi dice di aver vinto non si metterà d'accordo, ci sono le strade per lavorare insieme, ma lì quindi ci vuole rispetto prima di tutto e un po' di umiltà, ci si mette a lavorare sulle regole del gioco e si vede come ripartire da lì. Chiedo a chi è tecnicamente più preparato, insomma, che sta a Roma, quando si potrebbe votare? Quale sarebbe la finestra, insomma, fino al 9 maggio, si può votare anche a giugno, ma francamente Fico deve ancora relazionare, Mattarella mi sembra difficile. Chiusa quella finestra, quindi si apre il 9 la finestra, maggio è il limite per poter indire delle elezioni, per sciogliere le Camere e votare a giugno e riottenere probabilmente con qualche vantaggio per il centrodestra, secondo me, ma più o meno lo stesso risultato evidentemente 2 mesi dopo, perché anche in Spagna hanno votato velocemente 3 volte, ma è sempre stato lo stesso risultato. Esatto. In Germania invece ci hanno messo 6 mesi a fare un contratto con la Merkel, con la cancelliera Merkel, ecco. Quindi e peraltro pare che il Paese andasse bene comunque. Giugno direi di no, sì, devo dire che questa è una battuta che però sento spesso perché pare così, sì. Se no rimane aperta la finestra dell'autunno, non si può votare con le europee, evidentemente non si può votare con le europee, non si può fare la campagna elettorale politica marzo, europea, ricordiamolo, maggio. Le europee? L'anno prossimo, la prossima estate, maggio, quindi giugno, si votare le primavera. Primavera, sì, primavera. Quindi l'ipotesi molto probabile è? L'ipotesi, io non so l'ipotesi quale sia, io mi auguro il governo di centrodestra, se no deve passare un periodo evidentemente prima di andare al voto che sia almeno di un anno, un anno e mezzo. Allora, questi sono gli scenari di quello che potrà accadere, ovviamente tutto dipenderà da cosa accadrà davvero nei prossimi giorni. Ci eravamo lasciati con il titolo della settimana scorsa ai Ring, ora tocca a PD e 5 Stelle, abbiamo visto insomma che la cosa non è andata come si pensava. E allora il gioco dell'Oca, siamo tornati, il gioco dell'Oca è anche tocca a noi del centrodestra. È anche la metafora che aveva fatto Mattarella già qualche settimana fa. Allora, siamo davvero in chiusura, io ringrazio i nostri ospiti, allora Gian Antonio D'Are, segretario nazionale Lega Nord Lega Veneta, l'onorevole Marco Marin, Forza Italia, Simone Scarabella, Movimento 5 Stelle in Regione Veneto, consigliere regionale, e l'onorevole Sara Moretto del Partito Democratico. Grazie per averci seguito, ci vedremo lunedì prossimo sempre con Ring e vedremo allora cosa commenteremo quel lunedì. Grazie per averci seguito, arrivederci.